Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio di essere presenti per approvare il bilancio in questa assemblea dell'anno 2025 della questa associazione. Oggi 31 gennaio, anche sotto la pioggia, vedo che siete insomma un po' che venite qua. Ringrazio all'amico Tomeu che è venuto, magari non ha il gusto comunque. E iniziamo con questa relazione che è stata fatta dal Consiglio del Direttivo di Abis Volumi. Quindi io mi ho messo degli appunti. È sempre lo stesso, Allora, sabato 27 dicembre 2025 ho preso la serie A di Striguroni, situata in via Montanara Solità, alle ore 11 si è tenuta la riunione del Consiglio del Direttivo dell'Associazione. Erano presenti il direttivo composto da Francesco Mugiano, Raffaele Casta, Luca Andrea, Pines Luigia, Candido Angela, Enrico Luigi, Sanna Paolo, Carlo Luigi, Felice Sebastiano, Sava, Salvatore, Fabio Antonio, Gallo Andrea. Assenti giustificati Venturi Adelino, Silano Raul e Di Martino Cattucci. L'ordine del giorno era dell'approvazione del bilancio consultivo a 31/12/2025 e approvazione del bilancio di previsione anno 2026. Convocazione assemblea ordinaria varie ed eventuali. Sono state elencate. Adesso Raffaele Casta a 31/12 era il nostro tesoriere e poi per motivi personali ha dato le dimissioni. In quest'anno ha dato le dimissioni anche la segretaria Piera Tufone per motivi personali. Dunque si è elencato tutte le entrate e le uscite durante l'anno, le donazioni, il contributo che abbiamo ricevuto dall'Abis provinciale Gallura, e tutto dettagliato dalle spese, tutte le regolazioni per i donatori, il mantenimento del conto bancario, materiale pubblicitario, acquisto di una stampante per il computer, eccetera. Era stato messo posto al voto, il bilancio è stato approvato all'unanimità dal direttivo. Sempre lo stesso giorno abbiamo approvato la previsione di bilancio dell'anno 2026, aggiungendo alle spese ordinarie un acquisto di materiale di cancelleria, ulteriore materiale pubblicitario e una TV che sarebbe questa per poter vedere le slide durante le nostre assemblee. Quindi credo che questo acquisto sia stato anche l'ultimo investimento. È stata comprata per la stufa a fungo e delle stufette elettriche che poi ci servono durante le riunioni. Anche qua, posto al voto, il bilancio di previsione era stato approvato all'unanimità. Abbiamo deciso, dopo un breve ragionamento sulle disponibilità di tempo dei vari consiglieri, di fissare la data per l'assemblea ordinaria per il giorno 31 gennaio 2025. Quindi questa è la relazione che è stata fatta nel mese di dicembre da parte del direttivo. Quindi io adesso inizio con i saluti. Buonasera a tutti, vi ringrazio della vostra presenza questa sera, cari amici donatori e donatrici, graditi ospiti, soci collaboratori, che anche quest'anno mi avete affiancato in questa avventura, presenziando durante la preparazione per le raccolte che richiede un enorme impegno, rinunciando al vostro tempo libero e di conseguenza togliendolo anche alle vostre famiglie. Per la precisione Luigi, Angela, Lisa, Alessandro, Piera, Raul, Fatima, Tore, Raffaele, Sebastiano, Noemi, Paolo e Lia, e porto a voi il più caloroso saluto di benvenuto e un sentito ringraziamento per essere qui presenti in questa assemblea per approvare il bilancio 2025
2025 e presentare e approvare il bilancio consuntivo del 2026. Voglio ringraziare il dottor Farghis, che per motivi personali mi ha dato un messaggio, non è fuori sede, perché con la sua presenza durante le raccolte si impegna tantissimo, soprattutto per coloro che per la prima volta si vengono a fare questo bellissimo gesto, quindi li mette a proprio agio. Voglio ringraziare anche il dottor Pietro Curundu, che anche quest'anno a titolo gratuito ci ha affidato un bilancio. L'amministrazione comunale che ci supporta, continuando a mettere a disposizione la sede per effettuare le raccolte con automotoria. Adesso grazie infinite anche all'amico Peppino Cannellu, che anche quest'anno è presente per documentare l'assemblea. Soprattutto voglio ringraziare tutti coloro che con il loro gesto, anche per il 5 per 1000 durante la dichiarazione dei debiti, hanno contribuito a sostenere questa associazione. Io mi auguro che anche quest'anno tutti i soci e gli amici sia un passaparola, che ci sia il consiglio. Voglio ringraziare lo staff medico di Avi Sassari, che per la loro professionalità e gentilezza mettono a loro agio i nostri donatori durante le raccolte e immancabilmente anche il direttivo di Avi Scaluna. Per tutte queste figure io credo che sia necessario un caloroso applauso prima di proseguire con la relazione. Il 2025 è stato un anno molto intenso, ad iniziare con il rinnovo del direttivo, per proseguire con i nuovi entrati nel gruppo ed altri che per vari motivi si sono dimessi. Fare volontariato dove non si guadagna ma c'è un dispendio di tempo e qualche volta anche di soldi non è facile. Dedicare il tempo agli altri senza nulla in cambio, tranne tante soddisfazioni, per riuscire con grande sacrificio a portare avanti un'associazione come questa, nella quale crediamo fortemente che sia utile per la nostra comunità. La nostra associazione è nata alcuni anni fa, andando sempre in crescendo. Abbiamo iniziato con un gruppo di persone nel 2021 come amici Avis, con delle raccolte totalizzando 81 sacche di oro rosso. Nel 2022, grazie all'impegno dell'amico Tomeu Fua, che ci ha portato in questa avventura, come Avis comunale costituita, con 9 raccolte abbiamo registrato 189 sacche, di cui 34 prime donazioni, con un centinaio di soci iscritti. Nel 2023 abbiamo registrato 239 sacche, di cui 42 prime donazioni. Nel 2024 siamo andati crescendo con 247 sacche. L'anno scorso, nel 2025, abbiamo chiuso con 240 soci iscritti, di cui 7 soci collaboratori, totalizzando 310 sacche, di cui 8 di plasma, quindi 302 sacche di sangue intero e 8 di plasma. Quindi credo che stiamo portando un bel risultato nel nostro piccolo a queste aree. Speriamo che nel 2026 la presenza dei nostri donatori sia sempre costante e continui ad aumentare con le nuove iscrizioni, e noi come associazione continueremo a lavorare per sensibilizzare l'importanza del dono, soprattutto ai giovani. Uno dei tanti esempi sono le donazioni che facciamo all'alberghiero di Burundi, dove si cerca di rendere partecipi i ragazzi a compiere questo bellissimo gesto di grande importanza per le persone che ne hanno bisogno. Devo dire grazie al professore
Bruno Murivile e al dirigente scolastico dottor Pannella, che ringraziamo infinitamente. Adesso colgo l'occasione per annunciarvi che sabato 21 febbraio ci sarà la prossima raccolta. Ora ci saranno le relazioni dei revisori dei punti. Chi c'è i revisori dei punti? A nome quindi, Pasqualino Mesina, il presidente, mi ha detto che verrà in ritardo. È un romanzo, preparatevi. Allora, signori soci, premesso che il vigente statuto ci attribuisce sia l'attività di vigilanza, si sente? Si sente lo stesso. Ci attribuisce l'attività di vigilanza amministrativa che è l'attività di controllo contabile. Con la presente relazione vi rendiamo conto del nostro operato per ciò che attiene le funzioni di controllo contabile. Il progetto di bilancio chiuso a 31/12/2025, approvato dal Consiglio direttivo ai sensi delle disposizioni vigenti e nell'osservanza degli assetti statuari, è stato trasmesso a questo collegio dei revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio, oltre che alla relazione sulla gestione. Il collegio dei revisori concorda con l'impostazione data dal Consiglio direttivo nella relazione del bilancio, in quanto lo stesso fornisce un quadro chiaro e trasparente delle attività svolte dall'APS comunale di Budoni nel corso dell'esercizio 2025. Ai sensi dell'ordinamento corrente, il collegio dei revisori dei conti ha svolto il controllo contabile del bilancio dell'anno 2025 mediante le attività di riscontro periodico della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle strutture contabili dei fatti di gestione, verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio con le scritture contabili e con gli accertamenti eseguiti, la conformità dello stesso secondo le normative vigenti. I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio dell'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. Il controllo contabile è stato eseguito non solo mediante verifiche dettagliate delle pezze giustificative di spesa, ma anche attraverso l'acquisizione di copie delle stesse, puntualmente fornite dal infaticabile tesoriere nel corso delle verifiche periodiche effettuate. Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti, il collegio rileva che il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze contabili e per quanto riguarda la forma e il contenuto è stato redatto nel rispetto della vigente normativa, con l'applicazione e dei criteri dettagliamente esposti nella relazione del tesoriere. In considerazione di quanto in precedenza esposto, esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio così come predisposto dal Consiglio direttivo. Il collegio spera di non aver deluso le vostre attese per il lavoro svolto. Lo stesso si è articolato principalmente sull'imparzialità delle valutazioni dell'operato degli amministratori nell'ambito della propria autonomia e dell'indipendenza di giudizio. In ultimo, volevamo ringraziare l'intero Consiglio che puntualmente hanno fornito tutta la documentazione in maniera sistematica e ordinata, semplificando il vostro operato di controllo e revisione. Allora, signor Mesina Pasqualino, Presidente del Consiglio Revisori, signora Pina Silvia Francesca, Sindaco Revisore, signor Sanna Paolo, Sindaco Revisore. Ok. Adesso ci sarà la lettura del verbale della Commissione di verifica poteri. Che purtroppo ci sono tutti questi organi. C'è il microfono.
Senza Tieni questo, tieni questo. no, vai, che c'è quello che è più... Allora, vi leggerò il primo verbale della Commissione Verifica Poteri. In data 31 maggio 2026 alle ore 10 presso la sede ABIS sita in via Montanaro 1, frazione Solità, noi sottoscritti componenti della Commissione di cui sopra relazioniamo quanto segue. Facendo seguito agli accertamenti espletati, di cui legittimati a compiere secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento ABIS nazionale, circa all'operato dell'Associazione ABIS Udoni per l'annualità 2025. Constatiamo attraverso l'esamine della documentazione prodotta l'insussistenza di elementi per la quale sia richiesta una revisione. Pertanto, a parer nostro, osserviamo che sia assicurata la veridicità di quanto asserito in fase dichiarativa dagli atti medesimi. Per inciso, tale Commissione contempla il suo parere favorevole in merito all'approvazione, rimandando all'Assemblea la votazione degli stessi. Mi avvalgo di questa circostanza per esprimere una sentita riconoscenza per l'attività svolta al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo, al revisore dei conti, al direttore sanitario e ai soci tutti. Angela Cannettu, Andrea Dalu e Di Martino Catiuscia. Grazie. Adesso vi illustrerò brevemente il bilancio che è stato redatto dal dottor Pietro Lulli. Quest'anno noi abbiamo avuto, rispetto all'anno scorso, come uscite materie prime, sussidiari, consumo di merci e tutto quanto. L'anno scorso avevamo speso 1.275 euro, quest'anno ne abbiamo speso 3.110. Abbiamo avuto delle entrate da quote associative e erogazioni da parte liberali, quindi offerte che durante le raccolte oppure ci sono dei volontari che ci danno le nostre offerte, per 1.820 euro. L'anno scorso 1.360 euro. Dal 5 per 1000 abbiamo avuto 235 euro. Poi da parte del contributo di ABIS provinciale abbiamo avuto 7.000 dei rimborsi per 7.833 euro. Faccio presente che questi contributi, alcuni di questi contributi sono stati ci sono stati dati perché hanno conteggiato degli anni precedenti che non ce li avevano dati, quindi ce li hanno dati tutti quest'anno. A verità, esattamente. Quindi abbiamo avuto queste entrate per un totale di 9.886. Abbiamo avuto delle spese anche, diciamo, ci stanno facendo pagare un po' troppo anche la banca, per un totale 222 euro per i nostri piccoli conti. Si è parlato anche con il direttore, ma sotto di quell'importo loro non gliene frega niente. Quindi, però siamo legati purtroppo a dover tenere in conto e quindi queste spese noi ce le dobbiamo gestire. Abbiamo in totale comunque avuto delle uscite di gestione di 6.717 euro contro le 4.131 del 2024. Il totale delle entrate però
rispetto all'anno scorso che era di 4.373 euro, quest'anno è stato di 9.886 euro. Quindi abbiamo un disavanzo d'esercizio di 3.169 euro rispetto a 242 euro dell'anno scorso. Abbiamo queste spese di 400 euro ed è un rimborso che c'è stato di materiale investimento che abbiamo fatto per l'acquisto del computer. Questo acquisto del computer però lo possiamo scaricare soltanto il 20% ogni anno. Quindi quest'anno noi possiamo scaricare 80 euro. Quindi tra avanzo e disavanzo noi abbiamo un totale di 3.169 euro complessivo. Attualmente in fondo cassa abbiamo soltanto 13 euro al 31/12, però in banca noi abbiamo un conto di 8.288. Quindi ci ha fatto i complimenti il dottor Brundu, perché il tesoriere e il vicepresidente erano un po' gracini, tu compreso. che pensavano solo alla propria parte. Non puoi sbagliare. Quindi questo è il bilancio che è stato redatto l'anno scorso. Noi in banca avevamo 5.119 euro. Quest'anno siamo arrivati a 8.288. Premetto che quest'anno però abbiamo fatto anche due bancarelle, due gazebo. Una Budoni Summer, che devo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in quella giornata, che è stata una giornata molto pesante, però alla fine ci siamo anche divertiti e ci ha dato dei buoni frutti. E poi il giorno dei mercatini di Natale. Anche lì, grazie anche a tutta la gente e tutti i collaboratori che hanno partecipato e contribuito facendoci dare anche dei regali, che siamo arrivati quasi a vendere oltre 300 biglietti. Siamo molto contenti che tutte le attività commerciali di Budoni hanno risposto veramente in modo esemplare. Abbiamo avuto come regali anche 3 cene, 2 pranzi e 36 pizze. Quindi, oltre che i panifici che ci hanno dato i loro contributi, tutti i negozi di generi alimentari e non. Dandoci anche questi buoni spese. Comunque io direi grazie e adesso metto alla votazione questo bilancio. Chi è favorevole? Quindi, contrario? Unanimità. Adesso vediamo il consuntivo per l'anno prossimo 2026. Quindi noi abbiamo il programma, abbiamo avuto delle spese di materiale. La voce più alta è spese di 2.382 euro e virgola 90, che è quello. Questo mi sa che non ce l'hai. L'hai fatto questo? No, non c'è. Quello lì è la spesa di gadget che abbiamo acquistato, perché rispetto alla 2024-2025 abbiamo aumentato di circa 50 donatori. Quindi abbiamo avuto una spesa maggiore di agende, di calendari, di penne, abbiamo acquistato altri gadget
Sembra così piccole cose, ma durante le colazioni si è aumentato il numero di donatori e quindi facendo anche adesso questi panini con fettina, con salsiccia, alcune volte anche devo ringraziare coloro che sono adoperati a offrirci la carne o che si è impegnato tramite terzi per questo regalo. Quindi tutte queste spese sono aumentate in modo molto crescente. Come è stato aumentato chiaramente il consumo di gas, perché chiaramente uno è fare 30 panini oppure arrivare a farne 50. Avendo il barbecue a gas, anziché 3 bombole siamo arrivati a 4. E quindi abbiamo avuto tutte queste spese e quindi per l'anno 2026 saranno ancora in aumento, perché speriamo che da 240 arrivare almeno a 260-270 come donatori. L'anno scorso abbiamo regalato semplicemente una borraccetta ai ragazzi dell'alberghiero. Quest'anno siamo andati a regalare una penna, una matita, un calendario, un'agenda e in più un liner, come si chiama? Queste collanine, un portacellulare, portachiavi, questa roba qua, i quali sono rimasti molto contenti. Chiaramente tutto questo materiale costa, però è stato anche una cosa molto bella quando abbiamo visto che sui loro volti che c'è stato anche un apprezzamento. Siamo partiti con 10 sacche dall'alberghiero e siamo arrivati a 40 sacche in due raccolte, perché all'alberghiero noi facciamo 2 raccolte all'anno. Chiaramente portando anche i nostri donatori, i quali io devo ringraziare sempre, perché senza di loro noi non possiamo fare nulla. Loro sono in primis. Come in primis sono tutti voi collaboratori che perdete anche il giorno di lavoro, perché l'alberghiero si fa durante la settimana e quindi molti di voi perdono il loro tempo o rinunciano alla loro giornata di lavoro, al loro giorno di ferie per essere presenti in quell'occasione. Io vi dico grazie. Adesso vediamo di mettere all'approvazione il bilancio consuntivo. Quindi il nostro bilancio e le nostre idee sono quelle di aumentare le spese per aumentare sempre l'acquisto di materiale pubblicitario da poter dare sia ai cittadini, sia ai donatori che sia agli nostri studenti. Ci sono dei progetti che vogliamo portare a termine se si riesce. Quest'anno ci hanno promesso anche qualche contributo il comune, l'amministrazione, quindi speriamo che vada un po' in porto, visto che un po' si sta riprendendo. E quindi possiamo avere anche, vogliamo fare anche come è stato fatto dei progetti di cui quello che abbiamo fatto nel mese di novembre, Impariamo a salvare una vita, dove alcuni nostri donatori hanno effettuato il corso di BLSD sia pediatrico che per adulti. Poi ci sono stati quelli esterni che per un totale di circa 39-40 persone che sono abilitati all'utilizzo del primo soccorso e del defibrillatore. Stiamo iniziando a pagare noi come associazione ABIS coloro che devono, raggiunto una certa età, devono fare l'elettrocardiogramma. Quindi oltre che fare questo gesto di venire a donare, io lo trovo che sia una cosa molto importante, quindi è un minimo costo, è una minima cosa ciò che si è voluto fare, che
abbiamo fatto una convenzione sia con la farmacia Garau che con la farmacia Donildu di Tanai. Quindi anziché farci pagare un prezzo pieno, ci agevolano facendoci lo sconto. Però chi fa, i donatori che devono effettuare l'elettrocardiogramma viene pagato dall'associazione. Quindi da questi. Ma c'è anche l'esenzione comunque. Se lo fai nella struttura pubblica. Però devi farlo per una cosa pubblica. Certo, vabbè, ma siccome è una cosa che uno può programmarsi, anche se ci vuole un po' di tempo a farlo, però non paghi nulla. Qualcuno, certo, c'è un articolo, però ci sono stati dei casi dove noi abbiamo cercato di programmarlo. Certo, E chiaramente questo doveva tornare a febbraio ed era stato. Però se abbiamo la possibilità di programmarlo, si può programmare nella struttura pubblica però, e c'è un codice di esenzione. sì, esatto. 03 mi sa che Perché sia. no? Sai che siamo 03? No. No. Non lo so, Sarà organizzato una giornata. Allora, adesso io prima di. non ti fermo. E torna dopo. Allora, mettiamo intanto all'approvazione questo bilancio consuntivo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Niente. All'unanimità. Approvato questo bilancio. Ci sono degli interventi da parte vostra, delle domande, sia per quanto riguarda i bilanci, quello sia del consuntivo che il bilancio del 2025. Se qualcuno, come queste idee qua ad esempio, se ci sono, poi magari questo lo metteremo anche nel gruppo, se ci sono delle figure che poi basta anche andare a vedere noi sul nostro libro degli associati, è chiaro che uno di 30 anni non può fare ogni anno la visita cardiologica, andiamo a vedere quelle figure lì che ad esempio non è che siano poi così tante. L'anno scorso ne abbiamo avuto soltanto 4, alla fine ci è costato 100 euro, perché ci ha preso 25 euro a persona, dove è tutto fatturato, ce lo siamo anche scaricati e dove è stato messo sul conto del bilancio delle uscite. Quindi non credo che, perché poi se uno dice te la facciamo Zieri, deve perdere il giorno di lavoro, si deve mettere 20 euro di carburante, alla fine uno, cioè al gratis sì la visita, però poi nel senso che perché io sono convinto che poi molti diranno non vi hanno a donare e via, perché questa battuta io l'ho sentita e appunto per quello mi sono adoperato per chiedere la convenzione con queste. Però la legge di istituzione per la pena dell'anno è stato grande. Ci va che interessa il donatore, cioè per la salute, non è che uno dice non vado a donare, interessa che il donatore faccia una visita completa. Certo. Cioè non è dire allora se non vado a donare. 80 euro non è che 80. Allora si è 140. riscontrato tante cose, Torino, che molti ad esempio, no? Magari, siccome a Budoni non c'è mai stata l'ABIS, noi eravamo tutti dei donatori che magari andavamo o a San Teodoro oppure Saltuari, di cui a me mi è capitato di andare a Nuoro, poi c'era l'amico e sono andato a Vistano, c'era stato l'amico e sono andato a Tempio, e quindi senza mai pensare. Poi guardavi molte volte le analisi, dicevi al medico, diceva c'hai un po' di colesterolo alto, quindi cerca di, però mai nessuno di pensare a fare delle reali visite complete. Giovanni Mesina è uno di quelli che ogni tanto quando era nel direttivo ci siamo scontrati. Lui diceva sempre, io preferisco anziché comprare una penna o una matita, investire i soldi su questi screening. È vero. Abbiamo provato noi a chiedere anche al Matte. Guarda, c'è un'associazione, Sardegna For You, che
lo fa dappertutto. Di fare, infatti, Monte si appoggerà a questa associazione. infatti noi quest'anno adesso cercheremo di contattare questi di Sardegna Friuli, di cui fare delle giornate, anche 1 o 2 giornate così programmate. 2 giornate, 2 sabati ti fai tutti i donatori. E mi faccio tutti i donatori. Quindi è già una delle tante cose, però il problema è anche molte volte il tempo. Il tempo, lo so, questo non me l'ha detto. Il tempo, ci sono 365 giorni all'anno, Lo so, però c'è il tempo. lo so, fare o non fa. però è anche questo, che purtroppo noi, come siamo già in 4 anni, abbiamo fatto 2 direttivi. E diciamo che sono rimaste alcune figure del vecchio e poi subentrate altre nuove. L'80% è tutta persone che lavorano, di cui lavorando l'80% della giornata viene dedicata sia alla famiglia che al lavoro. Il sabato, lo devi fare una volta all'anno. Però molte volte non è facile, noi siamo ancora, cioè non siamo che siamo a 30 anni, tutti assieme. Lo so, ma penso che siano contenti anche i donatori quando fanno uno screening. Nel loro interesse, cioè la salute. Nel loro interesse, però prima di tutto dobbiamo essere noi come direttivo, essere compatti e uniti e cercare di organizzarci. Di modo che poi i donatori, perché non posso arrivare anche stasera, metà del mio direttivo non c'è, mi dispiace dirlo. Cioè dove per tanti motivi hanno i loro impegni. Giustamente, prima vengono la famiglia, poi viene il lavoro, le loro problematiche, però hanno preso anche degli impegni. Cioè fare volontariato, come ho detto prima, non è facile, o lo fai come una missione. È chiaro che non si può dire lo devono fare i pensionati soltanto. I pensionati qui ne abbiamo soltanto 2 per adesso. Il terzo sarà quest'anno. Uno E io anche. 3. C'è il quarto che sarà anche suo. E quindi già c'è un bel. Chi è il terzo? Chi è il terzo? Non lo sapevo. Si deve fare Non lo sapevo. Adesso lo fa. Attenzione sia andata. Adesso lo fa. Quindi la prima cosa. No, mi è venuto in mente, per quanto riguarda gli esami del sangue che si fanno durante la donazione, molte persone. Aspetta, il tempo si sente. Vabbè, dai, si sente. È chiaro che gli esami sono completi. No, non per quello. Alcune persone non sanno come scaricare gli esami. E quindi ti chiedono gli esami come sono arrivati, perché magari non hanno l'applicazione. Ma cioè, cosa dobbiamo dire a questi? Devono andare a C'è l'applicazione. Ce l'ha. C'è l'applicazione, fascicolo sanitario. Non hanno lo speed. Angela, lunedì sono andato a donare a Udine, seguimi, ho donato verso le 10 qualcosa, a mezzogiorno avevo già nel fascicolo sanitario. Allora, una precisazione. In farmacia le analisi che si vengono fatte al trasfusionale o in automoteca non vengono ritirate. No, l'ho detto io. No, perché non hai il modulo. Adesso ormai stanno eliminando il cartaceo, infatti lì Loredana dal trasfusionale di Olbia mi ha detto che loro già dal 1° gennaio avevano già eliminato, stavano cercando di mandarlo via cartaceo poco e niente, in modo da far fare lo speed a tutte le persone. Ormai lo speed adesso è una cosa come il cellulare, ce l'hanno tutti. E ormai No, ascolta, Volevo fare, però anche lui so che ha difficoltà, ma anche non solo lui, ma anche altre persone. Va bene anche la carta d'identità. sì, la carta di identità nuova. Lo stavo facendo, guarda, io ti mando un'email sul coso, ma io non posso mandare un'email Allora, ognuno deve avere lo speed, però allora prima
io facevo, gli facevo fare la delega dove ognuno una volta io, una volta Luigi o chi si andava, capitava l'Olbia e le ritirava. Però poi a un certo punto questa delega, alla fine mi sono trovato con 7-8 analisi che avevo ritirato, quando poi mi dicevano no, sono andato con lo speed e me lo fa. Allora io sono andato apposta per 3 o 4 di voi e poi alla fine gli hai anche fatto sul cuore. Allora mi sono rifiutato di fare questo. Uno va e se ne prende. Quando io ho detto, quando salite in automoteca, se il vostro medico vi ha detto di fare un'analisi particolare in più, ditelo al vostro medico. Invece poi arrivano da me e mi dicono ma però a me non mi hanno fatto questa analisi. Cioè, io una volta che il donatore sale la scaletta, il nostro compito finisce. Cioè, è questo che molti purtroppo anche di donatori, mi dispiace dirlo, ma è così, non riescono a capire, è vero, vedono a noi, perché noi chiacchierano, si interfacciano con noi, quando gli diciamo le cose, li cerchiamo noi e andiamo sempre lì a cercarle telefonicamente, però poi su quel fatto lì, che magari molti si incavolano perché hanno una pressione alta, una pressione bassa, noi non possiamo interferire con il personale medico dell'automoteca. E nonostante che io lo ripeta ancora molti pretendono, io non ci posso fare nulla. Mi dispiace, qui c'è Tomeo che è una vita che ha esperienza molto più di me, dove può dire benissimo la sua, vero Tomeo? Sugli esami. No, anche quando che si incavolano anche col personale perché non vengono, magari hanno l'emoglobina bassa, hanno la pressione bassa, la pressione alta. La responsabilità del medico. È il medico. Perché dicevano a me a uno me l'hanno presa, a me a cosa me l'hanno presa. Qui noi non comandiamo nulla, noi siamo dei volontari. Se uno si fa male cadendo dalla scaletta, la responsabilità del medico. Dopo che non... No, se uno salendo, scendendo, la responsabilità del medico. Noi più di contattarli, che c'è la raccolta, che c'è tutta questa cosa qua, non possiamo fare nulla. Cioè, molte volte è inutile che noi... Hai visto quando ci stressano? Ma ce li vediamo come mai, Purtroppo, noi siamo dei volontari. Sono piccoli scopi, un po' di amarezza perché uno si rimane male. Però tu hai esperienza quando ma non è che te la devi tu lo sai, il giorno che vai a fare quello, mi spiace. il dono. Cioè, io mettevo sempre in conto che 2 ore, 3 ore le metto io. Poi altre volte andavo lì, non c'era nessuno. Un quarto d'ora avevo fatto, però non sempre ci andava bene così. L'hai verificato tu stesso quante volte un donatore si è sentito male? Uno è quando si sente male dentro il centro trasfusionale, dove ci sono più infermieri, più medici e tutto quanto. Uno è a bordo dell'automoteca, dove è fatto da 2 soggetti, un infermiere e un medico. Quindi se uno si sente male, in automatico si blocca tutto. Non si può andare avanti e lasciare perdere quello, tanto ormai è stata per prendersi. Cioè, quel soggetto deve essere rimesso in piedi. Dopodiché si prosegue. No, ma io sinceramente, tu non è che spera che quello dura nel tenere che devi prendere troppo a cuore. Io? Se cadrai mi una birra e lascio a Luigi e a Sebastiano e a Salvatore e quelli dell'accoglienza. Quindi adesso noi quest'anno oltre già l'acquisto della TV l'abbiamo già fatta, quindi come previsione che del 2026, perché si era già partito di comprare un proiettore con un telo, abbiamo constatato e verificato i costi. Allora costava pure 400 euro un proiettore, un po' in grazia di Dio, più a 300 euro il telo. Invece questa con 300 euro l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto la garanzia per 2 anni, da 2 anni. La scarsa che c'è.
La più scarsa. La Sì, quello della Bolognese è bello. ha detto che prima c'era Quello della Bolognese in mezzo a fare. Allora, ci sono altre domande, altre idee da parte vostra per cercare anche poi di migliorare, anche aumentare queste. Io quello che vorrei è che ci fosse un passaparola soprattutto tra di noi che siamo del direttivo, cercando di far conoscere questa associazione a più persone. Avevo già preso impegni con la preside per voler fare una giornata con le scuole medie, di fare una mattinata così, una chiacchierata con loro, facendo la presentazione dell'importanza dell'APIS. Non è che loro, essendo perché sono piccoli, non vogliono e non possono. Probabilmente loro sono proprio un veicolo pubblicitario, perché tornando a casa magari cercano di parlarne con il fratello, con la sorella maggiore, con la mamma, con lo zio, con la nonna, e non si sa che magari un 5% siano nuovi donatori che possiamo portare dentro la nostra associazione. Intanto già divulgare e far conoscere questa nostra associazione, perché Budoni alla fine con 5.000 abitanti abbiamo soltanto 240 donatori, siamo veramente pochi, dovremmo essere, io non voglio esagerare, ma almeno il doppio, non il triplo, ma almeno il doppio, quindi incrementare i donatori. Noi adesso in questi 240 donatori noi abbiamo 153 maschi e 87 donne. Abbiamo una fascia medio-alta. Il numero maggiore dei nostri donatori è dai 45 ai 55-60 anni. Quella è la fascia più alta come numero che noi abbiamo. Il problema è dei giovani. Infatti, il problema è tra i giovani, cercare di coinvolgerli. Perché io ad esempio qui con i nostri vicini, con della Budonese, ho soltanto 4 su 20, su 30 ragazzi che sono venuti a donare. Adesso l'altro giorno si è avvicinato un altro che verrà nella prossima, nonostante che Gianluca, uno dei vicini... Scusa se ti interrompo, ma le borse di studio le state pubblicizzate? No, dappertutto le devi pubblicizzare, perché non è detto che uno studia all'alberghiero per forza. Ci sarà quello che studia a numero, che studia a prova. Che cosa? Le borse di studio le state pubblicizzando. Le borse di studio. Allora, le borse di studio noi le abbiamo pubblicizzate tramite, diciamo, il responsabile, tramite il Bruno Immobiliare. No, aspetta, non c'è solo l'alberghiero. I ragazzi di Budoni non studiano solo all'alberghiero. E gli altri. Però deve coinvolgere anche quelli, devono saperlo anche quelli. Però Tra l'altro da quest'anno è aumentato anche, mi sa che sono 400 euro che vengono assegnati. Chi è donatore regolare? Allora facciamo una sorta di, in base alle donazioni effettuate. Vieni qua, dai, che si sente. Già mi sentono lo stesso. Noi abbiamo provato, anche noi abbiamo dei giovani che una volta che hanno donato all'alberghiero, neanche il 2% l'anno successivo sono ritornati a donare. Hanno donato così il giorno soltanto perché il giorno avevano la giornata libera, avevano tutto e basta. Per i giovani non riusciamo ad entrare su queste, dobbiamo battagliare. È un problema che abbiamo tutti, però non è che appunto, però la differenza tra noi e voi, che voi avete 30 anni di esperienza, noi non ce l'abbiamo. Non c'entra niente. È importante l'esperienza. È importante avere anche un bel gruppo che poi si metta e faccia. Perché ad esempio a quell'ora, quando salgono in pullman, poi magari tu spendi 200 euro di fotocopie, glieli dai, quelli li lasciano dentro il pullman. In studio vedi come se lo leggono. Ma non è in nulla. Ma è difficile anche così. Al Sarà 50% fattuale, bene signore, vedete,
Però qua nell'altro 50%, il 25% non è già frutti. Si può A provare. che si diploma? ma no, deve tentare, non fare. Cioè non Ne è. porterei 50, ne porterei 20, però. Me la provare. Adesso c'è la designazione dei delegati per andare all'assemblea provinciale ed eventuali supplenze. Chi è che si vuole? L'assemblea provinciale sarà effettuata a Lugo Santo il giorno 21 marzo. Chi vuole partecipare, chi si propone, me lo dica. Che deve partecipare però, che giorno deve essere presente. Certo, perché l'anno scorso ovviamente era successo quello. Io se non impegni improvvisi do adesione, posso partecipare. No, se dai l'adesione devi Vabbè, ragazzi, tutti così. Io